Buongiorno amici, ho acceso la telecamera solo adesso. Siamo il... aspetta, cos'è? Cosa siamo oggi? 8-9 giugno. Luglio, cazzo! Oggi è una bellissima giornata e stiamo andando verso il Passo Dura. Ci siamo quasi perché non aveva senso accendere la GoPro prima. La temperatura per ora è buona. Davanti abbiamo Andrea che ci fa strada. Adesso qui siamo all'ombra, che è un po' più freschino, ma ci sta, anzi si respira più che altro. Abbiamo già fatto pausa caffè e adesso dritti verso il Passo Dura, e poi se vediamo che il tempo regge andiamo anche verso il Passo Giavo, passando dallo Staudanza, da come ha detto Andrea. Io quella strada dal Dura al Giavo non l'ho mai fatta, ho sempre fatto o solo il Dura o solo il Giavo. E adesso godetevi un po' il paesaggio. C'è il torrente quasi secco mi pare, ma non so. Noi siamo dei mototuristi praticamente, corriamo molto piano, non sforiamo troppo i limiti, anzi. Adesso qui avanti dovrebbe esserci il parco dove si possono cucinare gli ossetti, le costicine, fare grigliate, in poche parole. Loro ti danno tutto necessario, anche la carbonella, e tu ti porti solo il cibo. Dovrebbe essere qui c'è anche un Velox. Attenzione, 90 all'ora, ma noi siamo ancora a 80, quindi siamo molto dentro. Eccoli qua, i caminetti, le griglie, insomma. Poca gente oggi, a parte che è prestino, però non c'è tantissima gente. Salutiamo. E dai che gas! Non mi stancherò mai di ripeterlo, ma la montagna è sempre bella. Adesso se posso vi do un consiglio. Io prima usavo le scarpette da moto con cui andavo molto bene comunque, però adesso mi sono preso gli stivali, questi, e sinceramente si va da Dio. Dopo magari il primo impatto si deve mollare un po', ma poi ci si fa l'abitudine. Io ho dovuto regolare anche la pedalina, se no non passavo col piede, avendo un 44. L'ho alzata un po', l'ho adattata, però adesso da Dio. E anche perché sono molto più sicuri, sono più rigidi, ti proteggono molto di più il piede, diciamo. Poi se fai una caduta bestiale, insomma, fanno quello che fanno, insomma. Però li sento molto bene, quindi questo è un consiglio che vi do. Oh, una bella galleria, non so se si vede qualcosa con la GoPro, penso di sì, però oggi non sono in formissima perché ieri sera abbiamo festeggiato un po' a Venezia, poi ho dormito lì dalla mia compagna, stamattina sveglia alle 6:30 per partire alle 8:30, perché da Venezia ho dovuto prendere il treno che era alle 7:04 e da me è arrivato alle 7:30, 7:40 dopo, e quindi sveglia, dormito poco. Benzina, 3 tacche, fra poco ne avrò 2, sai che è meglio che mi fermo a fare benzina, va? Madonna che sbalzo di luce. Passo benza!
E meno volo non mi segna l'autonomia a me. Vado a tacchette. Posso dopo quando ritorniamo in giro? Sì, mi dovrei arrivare fin casa in teoria. Dovrei arrivare fin casa adesso. Io mi fermo magari dopo il ritorno. Sì, madonna. Fatto anche benzina, quindi fino a casa sono a posto. Detto che ho fatto 7 litri scarsi, 133 km, più o meno sono sui 18 km, litri, chilometro più, chilometro meno, facendo due calcoli a spanne. A parte che non è bellissimo il passo, alla fine, sopra sì una bella vista, però stradina stretta e anche abbastanza sconnessa da quello che mi ricordo, quindi vabbè, lo facciamo perché ci sta comunque. Via. Oh, si inizia. Sì, non è bello. Adesso vedrete insomma che non è proprio fantastico. Io l'ho già fatto con la Benellina, che c'è, linkerò anche il video da qualche parte qui sopra. Ero venuto da solo quella volta, ho fatto un giretto su da questa parte, non l'avevo mai fatto. Salutiamo comunque ragazzi, questa moto è un mullo, qualsiasi marcia lei va, a parte la sesta magari in salita non è proprio la morte sua, però semaforo adesso, ma puttana merda, ma perché? Ma perché? Quanto dura sta roba? Ho un po' di silenzio. Non me lo ricordo però, aspetta che sono troppo stretto. Non sto facendo, diciamo che per le mie capacità sto andando su anche abbastanza, non sono molto confident, diciamo. Esserci fra poco un pezzo dove è tutto dissestato.
non è che sia bellissima sta curva, ma sporco lì. Dai, caliamo un po' il ritmo, vediamo se arriva Andrea. Andrea lo aspetto su. Sai che la strada parte dissestata un po' questa, che da qua faccio l'alta sera. Sai che siamo quasi arrivati. Che non mi sa che siamo arrivati, arrivati abbastanza allegri. Arrivati al Passo Dura. Andiamo Andrea quanto ci mette. In arrivo Suzuki. L'ho fatto un po' allegro.
Provavamo ad andare anche sul Giaum, ma il tempo è un po'... non si sa, e allora non ci fidiamo. Che siamo arrivati su, se ci sono tutte queste macchine. Beh, da quella montagna si vede. Cosa dice? Basta sta danza. Andiamo solo per l'autostrada. Guarda che roba. Ma sei già o quello no? Monte? Allora ragazzuoli, questo qui era il rifugio Staulanza, però visto quelle nuvole lì sopra non ci fidiamo molto a fermarci a mangiare qua, quindi andiamo verso casa e ci fermeremo alla birreria al Quero, mangiamo una robetta là. Già per oggi niente, appunto perché il meteo in montagna è sempre imprevedibile. Che paesaggi però ragazzi, che bello. Adesso rifacciamo lo Staulanza in discesa e torniamo verso di là. Porca la miseria. Mancava il crampo, puttana merda. Vabbè, chissà che passa. Minchia, per poco. Teniamo un po' dritta, vediamo se passa. Ma se lui si ferma, io devo per forza bella Allegre, bel paesetto. Togli quel ragazzo di Freccia. Che Freccia pensa la ciappa no. Allora ragazzi, io direi di chiudere il video qua perché adesso la strada è tutta dritta, tutta noiosa, qualche curva c'è sì, però non è una roba impegnativa, diciamo, e che vale la pena filmare vale la pena. Questo è la montagna, vabbè, è bella, si sa, e quindi vi do appuntamento al prossimo video. Non so quando lo monterò, non so quando lo farò, ma chi lo sa. Mi raccomando, se vi piacciono questi video iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina se volete vedere quelli successivi, è gratis, voi non spendete niente, vedete il CB qua in azione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!